punteggio parla chiaro, siamo stati bravi, abbiamo fatto un'ottima partita oggi senza rischiare niente, bravi subito a fare gol al primo minuto, abbiamo un po' aperto le linee avversarie, è stato tutto più semplice, poi abbiamo direi gestito bene la partita. Un importante passo avanti e una continuità di risultati che prima non c'era stata. Bene, insieme a tutti gli altri, il ragazzo ancora è arrivato ora, si deve amalgamare col gruppo, è un 2004, buone potenzialità, sicuramente ha tanti margini di miglioramento. Quando ti segnano un po' tutti fa piacere, l'importante è poi alla fine fare gol, che chiunque segni non è un problema. Abbiamo avuto ultimamente la fortuna di fare buoni risultati e speriamo che questo ci dia la fiducia giusta per continuare a crederci, a crescere, a migliorarci sempre di più. Qualche ragazzo è andato via, quindi sicuramente qualche piccolo intervento lo faremo, non ne smantelleremo sicuramente niente, penso di avere a disposizione un gruppo in crescita e voglio tenere. Felice, felice, ma non per segnare sino per la squadra perché è importante per noi. Abbiamo vinto 2 partite in fila, che è la prima volta che lo facciamo, anche la porta in zero, 2 partite in fila, questo è importante per noi perché si parla di una squadra forte che migliora settimana tra settimana. Io felice per la squadra. Giochiamo tutta la partita come una finale, perché così è un campionato difficile, non abbiamo cominciato bene, adesso miglioriamo un po' e penso che dobbiamo finire la stagione bene. Per me questa è una famiglia, io e altri giocatori siamo lontani dalla nostra famiglia e qua troviamo una famiglia bella, una famiglia che si costruisce piano piano, settimana tra settimana. E adesso pensiamo nella prossima partita e andare a giocare come questa partita, una finale e vincere. Alla mia famiglia e anche a Rama che è mio fratello. Sempre importante per noi, anche perché siamo insieme in casa, è argentino come io, è importante per me.